Assessore Bini, Aria di Festa, la manifestazione che mette in evidenza il legame fra turismo ed enogastronomia, un connubio importante per la promozione del Friuli Venezia Giulia? Fondamentale, io vado sostenendo da tempo i brand che noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia e sono delle eccellenze enogastronomiche. Il prosciutto di San Daniele è una di queste, sono dei driver fondamentali anche per quanto riguarda l'attrattività turistica. Noi ci abbiamo creduto come Giunta Federica fin dalla prima ora, tant'è che abbiamo spostato la promozione dell'enogastronomia all'interno di Promo Turismo FVG. Insomma, le nostre eccellenze ci permettono di essere conosciuti in giro per tutto il mondo. Lucio Gomiero, direttore generale di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia. Aria di Festa, lei ha detto su Google è già un brand. Ma sì, perché due parole così comuni, così meravigliose come aria e festa sommate, appare subito San Daniele. E arrivando qui si ha la percezione di questa aria di festa, dove il re è il prosciutto, ma credo che ci siano ben altre componenti attorno a questa comunità, perché abbiamo scoperto il mondo della cultura, abbiamo toccato anche il mondo della bicicletta, che è un altro dei grandi temi. Quindi un luogo prezioso per il turismo, con queste tre componenti di gastronomia, di cultura e di outdoor. I brand sono driver fondamentali per far conoscere il Friuli Venezia Giulia. Sì, questa è la nostra strategia, ma anche una scelta obbligata. Se noi vogliamo parlare al mondo, dobbiamo parlare semplici, forti, in maniera secca. San Daniele è un nome forte, è un brand. Trieste è un brand, Udine è un brand, Grado è un brand. Questo è quello che noi dobbiamo comunicare nel mondo. Questo è quello che gli inglesi, questo è quello che i tedeschi, questo è quello che anche forse un domani i cinesi potranno apprezzare di noi. Imparare dei nomi, legarli a una località, legarli a un nostro prodotto e con quello venire e da lì partire per scoprire la regione.